La nostra splendida regione ha la fortuna di offrire bellezze naturali straordinarie per la presenza del mare e della montagna. Inizia così il messaggio firmato dai vescovi della regione ecclesiale ligure rivolto ai turisti che affollano le nostre riviere nei mesi estivi. Questi paesaggi, scrivono i vescovi, si combinano formando un panorama che mostra come anche la contemplazione della natura possa essere una meravigliosa risorsa per raggiungere Dio. Il tempo della vacanza, secondo i presuli, a contatto con la bellezza della natura, non solo consente di disintossicarsi dai tradizionali ritmi quotidiani con attività di svago e di riposo, ma offre anche l'occasione per guardare in faccia le persone che fanno parte della nostra vita con uno sguardo più autentico. Il tempo libero, lo sport e il contatto con la natura, si legge nel messaggio, possono valorizzare le relazioni umane e lo stare insieme in famiglia, soprattutto quando in essa si vive l'esperienza della fragilità e della disgregazione, con il bisogno di un periodo di calma per recuperare la dignità della relazione. Stare insieme nel santuario della natura permette una piacevole comunione delle persone tra loro e della ricerca della verità di Dio, specie se associata a itinerari spirituali. Il bene del riposo non va chiuso nell'egoistico abbandono della realtà, ma può essere tempo per la ricerca di se stessi. Le vacanze vanno intese anche come bene comune e solidale, aiutando quanti non hanno la possibilità di riposarsi attraverso l'ospitalità e lo slancio gratuito della condivisione per conoscersi e capirsi. Significato autentico del turismo, concludono i vescovi, è conoscere e capire l'ambiente in cui viviamo, anche attraverso le ricchezze dell'arte, specialmente quella sacra, capillarmente diffusa in tutta la Liguria. È possibile guardare la storia e scoprire quanto la ricerca della bellezza come espressione di fede abbia conferito qualità di vita buona all'umana esistenza.